Come accade nel linguaggio verbale, anche la musica jazz, per esprimersi in tutte le sue forme, ha bisogno di espandersi e creare occasioni di confronto, di analisi o di semplice svago. Il Festival Jazz di Vicenza porta la musica nelle strade, tra la gente, un po' come New Orleans. Si respira aria di jazz ovunque. Il pubblico è immerso in una teoria musicale coinvolgente e di grande qualità. Noi abbiamo cercato di trovare la via giusta per questo festival, proprio facendo passare il jazz non solo per i teatri, per i posti canonici, ma anche per le strade, per le vie, per i bar, e anche nelle immagini che vi sono nei negozi, nelle immagini, anche nei posti più inconsueti, nelle mostre, persino nelle chiese. E credo che questa sia stata forse la chiave di volta. Abbiamo cercato di far sì che anche chi non acquista generalmente mai un disco di jazz, chi non si avvicina generalmente al jazz, potesse trovare in questa settimana, in questi 10 giorni, un incontro che restasse nella memoria. Quale impegno necessita l'organizzazione di un festival come quello di Vicenza? Un impegno che porta via quasi tutto il tempo dell'anno precedente il festival. Ci prendiamo, come si suol dire, un mese di ferie a giugno e poi da luglio si pensa al festival dell'anno successivo. Nei mesi che si avvicinano e poi ovviamente nei giorni immediatamente precedenti e nei giorni stessi del festival comporta l'impegno di un numero veramente notevole di persone, anche se molte di queste stanno nell'ombra. Gli artisti di fama consolidata attirano sempre gli appassionati, questo è vero, ma sappiamo che dedichi particolare attenzione ai musicisti veneti che trovano nel festival l'opportunità di suonare e una visibilità adeguata. Hai pensato per il futuro di aumentare la partecipazione dei nostri musicisti, magari in quartetti inediti? Ci ho pensato spesso e penso che la via giusta sia quella di mettere insieme i veneti con gli altri. Non credo francamente a una via in cui i veneti si suonino, si esibiscano solo fra di loro, perché la cosa non sarebbe reputata probabilmente, come non dico, tra virgolette, un piccolo ghetto, e questo non può essere così. Insomma, io penso che ci saranno più opportunità in futuro che questo accada, ma questo sarà un po' nelle mani dei colleghi veneti, voglio dire. Signore e signori, Diane Shaw! 1, 2, 3. I'm feeling mighty lucky. I got a brand new man. I ritmi di Cuba in persona, Horacio El Negro Hernandez. Alla batteria c'è Fabrizio Stella, al contrabbasso Gianluca Renzi, al piano Enrico Pieranunzi, alla tromba Flavio Boltro, al tenore Emanuele Cisi, al contralto Rosario Giuliani. Io credo che paradossalmente il musicista veneto debba farsi conoscere fuori dal Veneto, debba farsi conoscere da altri colleghi, da altri addetti ai lavori, debba anche rischiare un pochino. Questa è una musica che oggettivamente non dà molte fortune economiche alla maggior parte di chi la pratica, e quindi uno deve anche rischiare di suo, deve anche uscire, deve anche cercare di trovare situazioni utili, magari anche nelle metropoli lontane, per poi tornare. Quando si torna, come dire, allora si è sempre accettati in maniera più adeguata.
Frequentando le varie sessioni che si sono succedute durante il periodo del festival, abbiamo notato la presenza di molti giovani appassionati. Riccardo, pensi sia in atto una scelta consapevole, tra virgolette, da parte dei giovani nel scegliere di ascoltare del buon jazz a scapito della musica più commerciale e diciamo generalista? Troppo consapevole non credo, francamente. È importante che si avvicinino, l'importante è che al di là del jazz o non jazz che sentano della buona musica, poi chi è interessato troverà sicuramente il modo per farsi una domanda, per capire cosa ha ascoltato, per capire come fare a riavvicinarsi successivamente, per capire se vale la pena di acquistare un disco, di andare a un concerto e seguire un certo nome invece che no. Non credo che questo stia già avvenendo, ma credo anche che sia nello stato delle cose. Insomma, io penso che il jazz possa diventare anche una musica di più largo consumo, come spesso accade dal vivo, per la verità. Questa è una musica che si apprezza molto dal vivo e tuttavia non potrà mai essere una musica di larghissimo consumo, altrimenti sarebbe una musica commerciale e non lo è. Nella parte sicuramente impegnativa, ma non potevamo a far Miles Davis non chiamare Paolo Freire. Pensi che il jazz stia vivendo un momento particolarmente felice? Beh, penso che il jazz, soprattutto il jazz italiano, direi stia vivendo un momento particolarmente felice, sì, da qualche anno. Forse il jazz in genere, forse non tanto negli Stati Uniti, dove purtroppo il jazz tende a diventare sempre meno popolare, ma ritengo che in Europa sia un momento storico importante, probabilmente il momento più importante per il jazz. Non so dire se a livello creativo, a livello professionale, ma direi che finalmente anche in Europa il jazz ha quella popolarità che meritava da tanto. Certo non avrà mai la popolarità di altre musiche, anzi speriamo che non abbia la popolarità di altre musiche come il rock, come la musica pop, perché il jazz deve restare sempre una musica comunque artigianale. Però mi sembra che sia un momento importante e che finalmente il jazz sia un po' di più nelle case e nelle orecchie di tutti. Molti dischi prodotti in questi anni e innumerevoli collaborazioni con importanti musicisti internazionali. Hai mai suonato con musicisti veneti? Beh sì, ho suonato spesso con musicisti veneti, ho avuto l'onore, devo dire, di suonare anche nella sua pur breve carriera con Maurizio Caldura, che se n'è andato troppo presto, ma ho suonato anche con Pietro e con Marcello Tonolo, ho suonato con tanti musicisti, ho avuto anche il piacere di condividere i seminari di Siera con Davide Boato quando lui era ancora allievo, poi è diventato anche lui un grande musicista, con Maurizio Camardi, ma con tantissimi. Adesso naturalmente sto facendo alcuni dei nomi e non me ne vogliano quelli che non sto citando, ma in Veneto ci sono tantissimi musicisti bravissimi che meritano tanto, alcuni hanno il giusto successo, altri magari meriterebbero di più, e ho avuto l'opportunità, magari non sempre in formazioni stabili, di collaborare con tanti musicisti. Se non ci fosse un'educazione musicale adeguata, festival come quello di Vicenza avrebbero poca vita. L'esigenza di fruire della musica in modo intelligente e creativo nasce dalla sensibilità che la gente sente. Per vivere, la musica deve essere un laboratorio continuo di sperimentazione, studio, dedizione, che si riflette poi nel tessuto della collettività. Ma se un giovane a Vicenza, dopo aver scoperto di amare il jazz, folgorato da qualche concerto visto al festival, volesse approfondire meglio questo linguaggio? Il Conservatorio Arrigo Pedrollo, da molti anni espressione dell'amore della città per la musica, potrebbe essere la risposta. È un conservatorio particolare questo di Vicenza, perché insegue un po' da vari mesi, da vari anni, una politica di apertura verso tutte le musiche. Ricordo che il corso jazz è da vari anni attivo nel Conservatorio di Vicenza. Gli studenti possono scegliere tra vari percorsi, quelli di tipo universitario, quello invece tradizionale, e possono conseguire il diploma finale che è equiparato ad una vera e propria laurea. Lo scopo di questo corso è anche quello di portare nel tempio della musica, che è il Conservatorio, anche un genere che talvolta viene considerato ai margini, invece ha tutte le possibilità per essere considerato un genere fondamentale per la musica.
E quindi noi trattiamo la musica jazz, così come trattiamo tutti i generi musicali, alla stessa maniera. Noi abbiamo anche previsto dei saggi, dei concerti dove la musica jazz poi in qualche modo si integra con tutte le altre musiche, cioè gli altri generi che qui vengono fatti. La musica contemporanea, che naturalmente si associa molto facilmente alle estetiche della musica jazz, ma anche alla musica antica, perché è interessante notare come vi sia un trade union tra la musica antica e la musica jazzistica, specialmente se si pensa alla tecnica dell'improvvisazione, perché nel campo della musica antica l'improvvisazione era una pratica che purtroppo poi si è un po' persa nel XX secolo e adesso si cerca di recuperare, quindi per noi anche la musica jazz è un obiettivo molto importante. Il particolare impianto architettonico dell'ex monastero richiama al rigore dello studio e alla dedizione totale per la musica. In quest'isola tranquilla il contributo dei docenti è vissuto in modo propositivo e molti di loro sono impegnati, oltre che nell'insegnamento, anche nei concerti. Come Paolo Birro, compositore e musicista alla direzione dei corsi jazz del Conservatorio. Paolo, all'inizio a chi ti sei ispirato? Perché hai scelto il pianoforte? E come riesci a conciliare l'insegnamento e i numerosi concerti a cui partecipi? Cerco di fare in modo che ci sia sempre intanto un grande collegamento fra quello che io faccio come musicista, come concertista, e quello che cerco di insegnare. Ecco, per me sarebbe un grosso problema, per esempio, nei momenti in cui io mi trovo a fare meno concerti, a esibirmi di meno, quindi a lavorare meno su me stesso, faccio conseguentemente più fatica anche a insegnare, per il fatto che mi sembra che in qualche modo manchi l'alimento indispensabile per poter far bene questo mestiere di insegnante. Per me il pianoforte è stata una scelta fatta quando ero piccolo, era lo strumento che era per me più facile, di cui era più facile affrontare lo studio, perché era più facile trovare un insegnante vicino a casa, e quindi non è uno strumento collegato direttamente alla mia passione per il jazz. Però ovviamente poi nel momento in cui ho iniziato ad appassionarmi a questa musica, ovviamente quello è stato lo strumento con cui io comunque ho cercato di realizzare e di affrontare questo linguaggio. In realtà io sono più interessato all'aspetto ritmico, forse più che alle implicazioni armoniche, che ovviamente nel pianoforte sono un aspetto importante. E quindi mi sembra che quando nello studio del pianoforte, nel mio modo di affrontare questo strumento nell'ambito jazzistico, tendo a privilegiare il parametro ritmico e quello che è quelle che sono le potenzialità ritmiche insite in questo strumento, più che quelle legate all'armonia. Forse i musicisti che mi interessano di più non sono neanche forse dei pianisti. Non ho mai scelto uno in particolare, non ho mai avuto una predilezione per qualcuno in particolare. Mi piacciono tanti di epoche diverse. La cosa importante è che abbiano alcune caratteristiche che sono quelle che io trovo più affini, che ritengo più importanti per un musicista. È importante l'amicizia per determinare il successo di un progetto? Beh, nel mio caso sì. Ho visto che mi sono reso conto che faccio fatica ad avere un buon rapporto, diciamo, sul piano artistico con persone con cui ho difficoltà dal punto di vista così personale e umano. Quindi nel mio caso ritengo che sia importante avere un certo tipo di affinità, di capacità di relazionarsi, e quindi poi questo inevitabilmente porta anche a dei rapporti di amicizia o di stima, insomma, reciproci, e anche di correttezza, diciamo, nel comportamento, nei rapporti.
Vicenza vanta diversi musicisti di talento. Uno di questi è Robert Bonisolo, canadese di origine veneta. Robert, il tuo strumento è il sassofono. Ci parli dei tuoi inizi? Il mio inizio di sassofono è stato nel high school, nelle scuole superiori. Suonavo già il pianoforte, ma quando ero entrato in high school ho preso il corso di musica, insomma. Prima mi hanno dato un clarinetto, e ho faticato per un anno con il clarinetto, e dopo quell'estate, dopo il primo anno, mi hanno dato il sassofono e mi sono trovato molto molto bene. Sei tra i pochi fortunati qui nel Veneto ad aver frequentato la mitica scuola di musica Berklee di Boston, fabbrica di talenti, ma anche vero riferimento per chi voglia diventare protagonista nella scena musicale internazionale. Ci parli della tua esperienza? Sì, Berklee, anch'io mi considero fortunato di essere stato alla Berklee perché mi hanno dato anche un borsa di studio. Quell'esperienza lì è stata magnifica perché tutti gli insegnanti, sia quelli dei corsi normali, armonia, ear training, l'allenamento dell'orecchio, anche quello di strumento, ti davano ogni giorno, ogni volta che frequentavi questi corsi, ti davano tantissimo materiale che non riesci mai a finire. Conosci un sacco di musicisti che poi adesso, quelli che sono dai canadesi o newyorkesi, qualcosa, vengono qua e ci troviamo qua una volta all'anno. Sei membro della Lydian Orchestra, diretta da Riccardo Brazzale. Per te è necessario essere parte di una big band? Sì, è molto necessario. Il mio primo lavoro professionale era con l'orchestra di Tommy Dorsey. E io amo suonare in big band. Quello di Riccardo Brazzale non è proprio un big band. I musicisti sono ottimi, cioè è più ridotto di un big band, ma mi piace soprattutto perché quando si suona spesso in trio, io suono spesso in trio basso, batteria o in quartetto, queste cose qua, in big band c'è un impatto diverso e poi c'è anche un modo di vivere la serata molto diverso, poi è come si dice, sharing, condividere insomma, con gli altri musicisti e capire anche da loro come che loro stanno vivendo quel momento. Sì, mi piace molto. È chiaro che ci sono elementi in questa musica come l'aspetto ritmico che sono stati sviluppati in maniera diversa rispetto alla musica colta o alla musica occidentale, anche popolare se vogliamo, della nostra zona europea e anche americana. Però la cosa che mi piace di più è proprio l'idea di una forma di musica che consenta l'espressione dell'individuo nella sua maniera più completa. L'improvvisazione anche, che è uno degli elementi caratteristici di questa musica, permette proprio di essere se stessi qui ed ora e quindi fare la musica dove si è e per chi c'è lì, se qualcuno c'è. E quindi sì, c'è un po' una brutta tendenza secondo me di creare un accademismo nel jazz, no? In cui si suona facendo finta di essere a New York negli anni 50 perché l'amore per questa musica è così forte, i dischi che abbiamo a casa sono quelli, però se vediamo anche i grandi, la più grande lezione che possiamo prendere sia da Coltrane che da musicisti anche occidentali, europei, non faccio nomi per non far torto a nessuno, è che loro sono loro stessi. E quindi quella è la lezione base, Michele Calgaro, oltre ad essere il direttore artistico della scuola Thelonious di Vicenza, è anche chitarrista e arrangiatore. Quale attività svolge la scuola di musica Thelonious? Fondamentalmente didattica,
però con un presupposto un po' diverso da quello che sono le scuole di musica classiche, diciamo. Classiche non nel senso di genere musicale, ma di tipologia didattica, di metodo didattico, in quanto ha come oggetto di studio principale la musica jazz afroamericana, o comunque gli stili connessi a questa musica, che hanno nella personalizzazione degli elementi musicali e nell'improvvisazione le loro caratteristiche principali. Quindi non è una scuola che nasce con l'idea di insegnare la tecnica ufficiale, ma semmai un'educazione allo sviluppo di un metodo sia tecnico che di conoscenza, espressivo, in base alle proprie esigenze proprio espressive e quindi la creazione di uno stile personale, chiaramente attraverso lo studio del linguaggio e dei grandi di questa musica. Però abbiamo preso ad esempio Thelonious proprio perché era un musicista, un pianista, suonava con le dita dritte, no? Aveva tutto uno stile tutto suo, però estremamente funzionale e geniale, anche poi a livello sia pianistico che compositivo, e come nessun altro aveva mai avuto prima e avrà mai dopo, perché siamo tutti esseri unici e come tali a noi piace pensare anche di esprimerci in musica. Il confronto con gli altri musicisti è fondamentale sia dal punto di vista dell'apprendimento, sia dal punto di vista del senso del far musica nel jazz, che è un continuo scambio tra sé e gli altri. Ettore Martin, sassofonista e arrangiatore, sperimenta le sue attitudini alla composizione attraverso dei progetti per il teatro e per la danza contemporanea. Ettore, in che modo il jazz è complementare anche in progetti diversi dall'attività concertistica? Beh, per esempio con la danza contemporanea, poiché nel jazz c'è l'improvvisazione, può essere molto interessante cercare di, come mi è successo in degli spettacoli che ho fatto in passato, cercare di tradurre nel tuo strumento e quindi in una composizione estemporanea, potremmo dire, quello che è l'improvvisazione gestuale di un ballerino o di una ballerina, cercando di stabilire quindi un contatto fra le due forme espressive che si traduca da un lato in gesto, nella danza, e dall'altro in musica, quindi del tutto improvvisato, senza nessuna composizione musicale preordinata, semplicemente alle volte cercando di stabilire un tema anche dato da una sola parola o da un'emozione o da una sensazione e provando a scavare su quello in due o diciamo in un gruppo musicale e un gruppo di danzatori. Sono stati anni di lavoro interessante su questo campo. Come hai iniziato a fare jazz? Beh, io all'origine sono pianista, insomma autodidatta, ma comunque pianista. Avevo dei gruppi al liceo, però non conoscevo la musica assolutamente. E a un certo punto ho voluto approfondire la mia conoscenza della musica, ho deciso anche di cambiare strumento perché il sassofono mi aveva entusiasmato grazie a soprattutto degli ascolti alla radio notturni di programmi di jazz che una volta facevano, di Coltrane e anche di Wayne Shorter con dei gruppi elettrici che mi entusiasmavano allora e che sono i Weather Report. E così, insomma, ho iniziato da pianista facendo del blues e del jazz rock dopo e ho deciso poi di cambiare strumento, di approfondire lo studio della musica e niente, sono arrivato, poi si arriva al jazz perché andando indietro, andando a vedere questo Wayne Shorter, il sassofonista dei Weather Report, da dove arrivava, ho scoperto che arrivava da dei gruppi di Miles Davis e da lì indietro fino a Charlie Parker e poi le orchestre, insomma un percorso a ritroso nella storia del jazz. Danilo Memoli, impegnato da anni nella sua personale ricerca stilistica, si divide tra progetti musicali, insegnamento e numerosi concerti live.
Danilo, è così importante suonare dal vivo? Sì, direi che è fondamentale, perché è quasi come riuscire a condividere e a comunicare ad altre persone il tuo mondo interiore, anzi direi che senza quasi, è un modo di comunicare, proprio come il linguaggio parlato, che però tocca altre corde, che usa altri elementi, ovviamente usa i suoni e non le parole, però è un modo di raccontare e nello stesso tempo è anche un modo di capire le altre persone, cioè attraverso la musica si può dialogare con chi ascolta, non è solo un movimento, diciamo, verso l'esterno, ma è anche una ricezione delle emozioni e quindi un'elaborazione, è proprio una comunicazione vera e propria. Quindi per me suonare in pubblico è veramente fondamentale. Può essere anche, può spaventare a volte, può essere difficile, però per me fondamentalmente l'importante è che ci sia qualcuno con cui condividere. Ecco, quella è una cosa che mi interessa molto. Sì. Beh, io ho cominciato a interessarmi al jazz quando avevo circa 17 anni. Ero al liceo e mio fratello più vecchio aveva dei dischi che io ho cominciato ad ascoltare. Poi contemporaneamente ho incontrato un paio di ragazzi che suonavano anche loro, fra cui Michele Calgaro, che è il direttore di questa scuola. E quindi mi ha preso la passione, diciamo, a quell'età e appena diplomato al liceo ho cominciato a studiare prima con Marcello Tonolo, poi con Luigi Bonafede, poi con Franco D'Andrea, insomma ho fatto vari anni di studi, divertendomi sempre molto e più o meno parallelamente ho cominciato anche a formare i primi gruppetti con musicisti dell'area di Vicenza e mi sono sempre interessato e divertito, diciamo, quindi in quegli anni studiavo molto, però ero anche molto appagato dal fatto di poter indagare, diciamo, no? Ascoltare questa musica, suonare con altri, quindi diciamo che ho dedicato tanti anni, ma sempre con passione e senza mai sforzarmi, diciamo così. Come vedi il tuo rapporto con il pianoforte? Beh, devo dire che ho sempre avuto una certa naturalezza nell'approccio allo strumento, pur non avendo una formazione classica, o forse anche magari per questo motivo a volte penso. Non mi ha mai intimorito lo strumento, anche se mi rendo conto che è uno strumento molto impegnativo e che richiede un grande controllo, no? Tecnica, il tocco e tutte queste cose qua. Però fondamentalmente ho un rapporto, diciamo, emotivo con il pianoforte, non lo sento come un pezzo di ferro, legno, ma più che altro come un elemento importante per la mia espressività, per la mia interiorità, insomma, ecco. Quindi ho un bel rapporto, devo dire, con lo strumento. Mauro Beggio suona uno strumento che è il motore di ogni esecuzione, la batteria. Nella storia del jazz i batteristi rivestono un ruolo di primaria importanza. Molti artisti di successo hanno sempre avuto alle spalle un grande batterista. Per le sue capacità Mauro è richiesto sia in Italia che all'estero. Mauro, come si diventa un bravo batterista? Con una passione, cioè, credo sarà la risposta che ti hanno dato tanti musicisti, perché è un tipo di musica, questa di jazz, che non ti dà immediatamente un sacco di lavoro, non ti dà immediatamente visibilità, e anche nel mondo dei batteristi, i batteristi di jazz sono meno conosciuti dei batteristi pop o dei batteristi rock, sono molto meno visibili, hanno molto meno vantaggi che per quanto riguarda, non so, l'endorsement, le marche di strumenti, queste cose che possono sembrare delle stupidaggini, ma a volte sono dei vantaggi non indifferenti. Ma io dal jazz dico sempre, forse con un po' sembra un po' di presunzione, ma non è così, in realtà è molta convenienza. Sono stato un po' scelto, anche se io amo la batteria come strumento e non solamente la musica jazz, mi piace moltissimo anche altri tipi di musica, però forse è una questione di imprinting, perché ho iniziato con questa musica molto giovane, è la cosa che faccio meglio ed è la cosa per cui i musicisti mi chiamano anche se abito lontano da casa loro,
preferiscono me a batteristi che magari stanno più vicino e quindi hanno proprio il desiderio di suonare con me. Ed è in questa musica che io riesco a fare un minimo di differenza, insomma, no? Quindi è la musica che amo di più, è la musica in cui riesco meglio. E si arriva per passione, si arriva perché si studia tutto il giorno, tutto qua, non c'è un segreto. Quanta importanza dai all'amicizia e alla stima dei tuoi colleghi? Ah, moltissima, moltissima. E più stimo i miei colleghi, più ho bisogno della loro stima, o soprattutto l'apprezzo. Ho colleghi che sono anche amici, colleghi che stimo e sono dei conoscenti, magari non ho particolari rapporti di amicizia, ma stimo molto come artisti e la stima degli altri musicisti è una delle cose che ti fa andare avanti, perché spesso magari non godi di successi economici clamorosi, quindi la cosa che ti fa andare avanti è il fatto che comunque è una vita che tu stai vivendo in modo piacevole e sereno, e la stima dei musicisti intanto ti dà questo tipo di serenità, perché non ti fa sentire solo contro tutti, e dopo perché è un metro, è un modo per misurare comunque le cose che stai facendo, no? Io non credo lo dicesse anche Duke Ellington, non suoni solo per te stesso. Non credo chi dice io suono solamente per me stesso, l'importante è che io sia felice, non è così. Suoni per gli altri musicisti e anche per il pubblico. La batteria è la fabbrica del tempo, il motore trainante e progressivo di un'esecuzione, soprattutto dal vivo, sostiene tutto il gruppo. La figura di questo strumento è quindi molto importante. Il contrabbasso e il pianoforte gli sono complementari. Che caratteristiche deve avere un batterista per essere riconoscibile all'ascolto? Quali sono le caratteristiche che lo rendono unico? Domandona. Ma riconoscibile è sicuramente il suono, no? Al di là dello stile e delle cose che fa, immediatamente è il suono. E i grandi batteristi sono riconoscibili, è una cosa che hai nelle mani. Spesso ci si dimentica questa cosa e molti allievi, molti batteristi mi chiedono quel piatto che bello, quella marca, cosa usi, che pelli, che bacchette, che legno. Invece mi è capitato di sentire e anche di suonare assieme a batteristi come Paul Motion la stessa sera, con la stessa batteria e anche con gli stessi piatti, e chi ascoltava sentiva due suoni completamente diversi. Ho sentito grandi batteristi suonare con batterie molto diverse tra loro e avere lo stesso suono che senti nei dischi, quindi il suono ce l'hai veramente nelle mani, quindi la cosa più riconoscibile è il suono, e te lo crei con un tuo pensiero musicale, oltre che con le cose che fai direttamente, ma soprattutto non so, fisicamente addirittura è una cosa che è molto importante cercare, il proprio rapporto con questo pezzo di ferro che c'è davanti, di legno, che è tutto il nostro mondo.